Non saranno bottiglie memorabili, l'annata 2014 sarà ricordata come eccezionale, ma non per la produzione, che supera ampiamente l'esame della qualità, ma è ben lontana dall'eccellenza, colpa del tempo che, così piovoso, non si ricorda a memoria umana e che ha come conseguenza non solo un calo zuccherino, ma anche un'aggressività fungina eccezionale. È paradossale dirlo, però eravamo partiti a giugno con una situazione che sembrava invece ottimale, c'erano i presupposti per veramente viaggiare a vele spiegate. Poi invece purtroppo dalla fine di giugno, tutto il mese di luglio e anche questo inizio di agosto, cosa è successo? È successo che le abbondanti precipitazioni hanno cambiato radicalmente la situazione in vigneto. L'appuntamento tradizionale con le previsioni di vendemmia a Veneto Agricoltura non è la solita occasione di festa. L'ospite d'onore è un meteorologo dell'ARPAV che sciorina dati che confermano quello che ormai è chiaro a tutti. Finora il 2014 è stato un anno di piogge eccessive e temporali violenti che hanno messo a dura prova le coltivazioni. Anche se l'estate scoppiasse di colpo, l'andamento della vendemmia è già delineato. Sarà un'annata abbastanza normale, senza grandi punte di eccellenza, però insomma con delle uve che nei casi in cui il viticoltore è riuscito a mantenerne l'integrità avranno una discreta gradazione zuccherina e sono una buona acidità. Forse qualche dubbio potrà esserci per le varietà più tardive, però direi che anche in questo caso ormai i giochi sono abbastanza fatti, mancano 4 settimane, 5 alla vendemmia, e per cui la maturazione ormai si è indirizzata verso un certo senso. Situazione a macchia di leopardo con Belluno che raccoglierà grappoli più carichi e rigonfi, Padova che supererà la soglia delle 700 tonnellate anche in conseguenza di nuovi impianti che sono una costante per tutte le province venete e che conquista il record della superficie vitata coltivata biologicamente. Rovigo, unica provincia a registrare una riduzione della produzione. Treviso anticipa la vendemmia con una stima che sfiola i 5.000 quintali. Venezia, dove l'eccessiva piovosità andrà a discapito della capacità zuccherina delle uve. Ad ovest di Verona, così come in una parte del Vicentino, le grandinate hanno danneggiato parte della produzione. Sulle colline invece la raccolta dovrebbe attestarsi nella media. L'umidità eccessiva va a discapito delle varietà precoci, mentre la Garganega nel Vicentino prevede un'annata abbondante simile al 2013. Adesso è fondamentale il sole. Se arriva il sole, molte delle cose che per il momento non hanno preso la piega giusta si raddrizzeranno. Si partirà tra pochi giorni con il Pinot per le basi spumanti e poi via via con tutti gli altri vitigni. Quindi c'è il tempo per raddrizzare una situazione che per il momento non è quella ideale in vigneto. Direi che comunque, visti 500-600 mm in più che in questo momento sono piovuti, visti i 20 giorni continui di pioggia del mese di luglio, visti anche questi giorni qui dei primi di agosto, un plauso va fatto ai viticoltori che hanno saputo in qualche modo tamponare una situazione che in altre realtà forse potrebbe essere stata drammatica. A queste condizioni diventa imprescindibile ragionare su soluzioni a medio-lungo termine, perché facendo un bilancio degli ultimi anni le situazioni eccezionali sono diventate una regola. La vite è una pianta forte che si adatta agli stress, che anzi in qualche caso fanno anche bene al vino, ma qualche accorgimento si può ancora adottare. Quello che sta avvenendo questi giorni molto spesso capita perché l'uva resta per troppe ore al giorno bagnata. Se la vegetazione invece è gestita in un certo modo che permette a quest'uva di asciugarsi più in fretta, anche certi problemi potrebbero essere meno gravi. Per cui direi che quest'anno ci deve assolutamente insegnare ad essere puntuali e precisi nella gestione del vigneto. Da 40 anni Veneto Agricoltura conduce analisi e previsioni sull'andamento delle produzioni e soprattutto sulla produzione di vino, ma fare previsioni non è mai stato così difficile come in questo periodo. L'anno scorso in questo momento eravamo alle prese con la siccità, però la vite ha saputo reagire all'assenza di acqua. Quest'anno siamo di fronte alle troppe precipitazioni, però io sono certo che la vite, proprio per le sue grandi capacità di reagire, saprà affrontare anche questa situazione.